Dopo le diverse annunciate candidature che si sono manifestate in questi giorni, ad esempio quella dell'ex sindaco Zambuto, dell'ex sindaco Piazza e degli ex assessori Franco Miccichè e Davide Lopresti, anche i big della politica prendono posizioni, come ad esempio quella degli onorevoli Riccardo Gallo di Forza Italia e dell'onorevole Carmelo Pullara del Movimento per l'Autonomia. L'onorevole Gallo, nella sua qualità anche di vice coordinatore regionale di Forza Italia, interviene in merito alle elezioni amministrative ad Agrigento in calendario nella primavera del 2020, affermando: ad Agrigento puntiamo un'alleanza politica che abbia tra gli obiettivi anche lo sviluppo del territorio. Sento voci di strane alchimie, di vecchi politici navigati che cercano accordi con i giovani pentastellati, di appello al PD per fare alleanze trasversali alle amministrative, di innumerevoli autocandidature. Noi sentiamo il dovere di fare un poco di chiarezza nel rispetto degli elettori ed è per questo che vogliamo evidenziare ancora di più come Forza Italia è e rimane forza propulsiva e leale della coalizione di centrodestra ed è per questo che cercheremo di individuare per Agrigento una candidatura a sindaco e una squadra di altissimo profilo. Per questo dialogheremo con tutti, anche con le liste civiche riconducibili alle aree di centro, ma di certo non trascureremo di ascoltare le sensibilità espresse dal territorio. Abbiamo aperto un confronto, continua Gallo, in queste settimane con grande serenità per poter offrire agli agrigentini un sindaco e una squadra di governo che siano capaci di dare un futuro di speranza alla nostra città. Auguro buon lavoro, conclude l'onorevole Gallo, a tutti i colleghi che affiancheranno il commissario regionale Gianfranco Miccichè e tutta la dirigenza regionale per le amministrative del 2020. Nel dibattito politico entra in campo anche l'onorevole Pullara, che afferma: nei giorni scorsi ho incontrato i miei amici di Agrigento con i quali condividiamo l'impegno politico. Insieme abbiamo valutato il quadro politico della città capoluogo in vista delle prossime elezioni comunali del 2020. La politica cittadina è già in fermento, afferma Pullara, e le candidature a sindaco iniziano a palesarsi e noi stiamo osservando con grande attenzione ogni candidatura, senza preclusione alcuna per nessuna di esse, ma con la consapevolezza che il rilancio della provincia passi anche attraverso e soprattutto da un'efficace ed efficiente amministrazione del capoluogo. Consci del fatto, afferma Pullara, che un buon progetto politico ha bisogno di tempi lunghi di programmazione e maturazione, stiamo valutando diverse possibilità, tra le quali un progetto civico che sia visibile attraverso una lista nel quale fare confluire i nostri candidati, oppure presentarci alla città con i nostri candidati al Consiglio che vadano a rafforzare le liste a sostegno del candidato sindaco che decideremo di appoggiare per offrire alla città di Agrigento la migliore amministrazione. Valuteremo con interesse i programmi che saranno presentati e chiederemo di prestare attenzione alle nostre proposte che sono frutto del nostro impegno e della nostra esperienza. Purtroppo questo tempo in questa provincia e il suo capoluogo hanno rappresentato il fanalino di coda nelle classifiche relative alla qualità della vita. Queste elezioni, conclude l'onorevole Pullara, possono essere l'occasione migliore per invertire la rotta, proponendo un'offerta concreta, pragmatica e competente.